Grazie alla convenzione che abbiamo firmato nel 2011 con la Guardia di Finanza, ora il Comune di Albignasego si vede trasferiti dallo Stato 30.000 euro di risorse raccolte con la lotta all'evasione fiscale. Queste risorse andranno investite da parte del Comune per l'acquisto di una trentina di defibrillatori cardiaci che serviranno appunto per essere collocati in tutte le scuole di Albignasego, negli 8 plessi delle nostre scuole, nelle scuole dell'infanzia, quindi le scuole materne parrocchiali, e in tutti gli impianti sportivi, oltre che nella casa delle associazioni dove risiede anche il centro anziani, il centro diurno anziani. Oltretutto verranno anche installate nei plessi comunali, quindi Villa Obizzi, via Milano e il plesso di via Roma. In più verrà finanziato dal Comune un corso di formazione per l'utilizzo di questi defibrillatori che offriremo appunto ai gestori degli impianti e agli insegnanti delle scuole. Per gli insegnanti delle scuole verrà anche offerto un corso per la disostruzione delle vie aeree dei bambini. Crediamo molto in questa iniziativa per rendere sempre più sicuro le strutture pubbliche e anche le strutture private dove si svolgono attività sportive e le strutture delle scuole materne nel nostro territorio.